Allora, buongiorno. Io partirei da questa riflessione dei diritti negati nel nostro paese. Il diritto alla casa è un tema di cui si parla sempre troppo poco. Noi parliamo di reddito, parliamo di sanità, parliamo di istruzione, diritti fondamentali, ma la casa è sempre un argomento che nel nostro paese, dove si può discutere di tutto, ma guai a toccare le grandi rendite immobiliari, le grandi multinazionali, il diritto alla casa è come se fosse un diritto di poco conto. Invece solo chi non vive i territori, io vengo dal sud, ed è una vera e propria polveriera, perché se mettiamo insieme le persone che non hanno una casa, che rischiano di andare in mezzo a una strada, che non riescono a pagare per la morosità incolpevole, che non avranno più il reddito di cittadinanza, hanno salari di fame, stai creando le condizioni per una vera e propria polveriera sociale. Allora voglio anche portare la mia esperienza di sindaco, perché io ho affrontato questi temi per 10 anni e mezzo da sindaco, in una città in cui non c'era un euro, in cui ci dicevano dal governo che non ci sono i soldi, però poi quando li devono trovare i soldi li trovano. Nottetempo stanno trovando un sacco di soldi per le armi, Sono gli stessi che dicono che non ci sono i soldi per il reddito e per la casa, però per andare a fare la guerra trovano le armi, trovano i soldi. Quindi noi diciamo giù le armi e sui salari, oggi potremmo dire giù le armi sia alle case, perché un paese che non riesce a dare un tetto ad ogni persona, ad ogni famiglia, non si può dire un paese democratico. Cioè un paese democratico secondo la Costituzione deve garantire a tutti un lavoro, deve garantire la salute, l'istruzione e la casa. Cioè se non riusciamo almeno a garantire questi diritti, e oggi sono tutti questi diritti sotto attacco. E ricordo che quando ho fatto il sindaco, tra l'altro in una città in cui questi racconti sono purtroppo all'ordine del giorno ed anche forse moltiplicati, io ricordo che per esempio quando in una periferia tra le più note d'Europa, che è quella di Scampia, che purtroppo è andata all'onore della cronaca per essere Gomorra, ma in realtà è un luogo in cui la gente, nonostante il degrado in cui la politica l'ha fatta vivere per tanti anni, hanno mantenuto la dignità e l'umanità, che vivono in case dove non ci stanno le fogne, dove ci stanno quelle immagini là, in un degrado totale, eppure mantengono umanità, voglia di riscatto e capacità di lottare. Noi quando abbiamo realizzato per esempio gli alloggi popolari con un criterio di assoluta trasparenza, contestualmente l'abbattimento delle vele, non è accaduto che mentre abbattevamo le vele qualcuno rimaneva in mezzo a una strada. Cioè si è fatto insieme al comitato Vele, siamo riusciti a prenderci un finanziamento nazionale, sindaco, comitato Vele e università, in cui abbiamo previsto l'abbattimento delle case fatiscenti e la realizzazione di nuovi alloggi. È stato un progetto che si chiama Restart Scampia, che poi è diventato famoso in tutta Italia, e io per questo vi invito a essere uniti, perché senza il comitato dei cittadini noi quella battaglia non l'avremmo vinta. Quel progetto porta la mia firma, la firma del progettista dell'università e del comitato Vele, cioè il comitato Vele è il comitato degli abitanti che vivevano in quelle condizioni e adesso finalmente hanno un alloggio popolare. Quindi questo lo voglio dire perché se lo si è riusciti a fare in una città in cui non avevamo un euro, una città piena di problemi, una città piena di complessità, in cui si diceva no, ma là stanno solo camorristi, sta solo a brutta gente, assolutamente no. Cioè le persone delinquenti c'erano, ma erano poche, e poi comunque non c'entra, perché il diritto alla casa lo devi garantire a tutte le persone in condizioni di trasparenza. Allora noi ci siamo posti il problema, andando a presentare un programma, ma si può realizzare il diritto alla casa per tutto e per tutti? Assolutamente sì. Noi abbiamo, e non tutti lo sanno, un patrimonio enorme di alloggi che sono vuoti o di alloggi che devono essere ristrutturati, e c'è un fiume di denaro pubblico del PNRR per esempio, ma non solo, che è destinato alla transizione ecologica, ai diritti, alla coesione sociale, al riequilibrio delle disuguaglianze. Dove li stanno mandando tutti questi soldi? Com'è possibile che la sanità, nonostante il Covid, vada addirittura peggio, nonostante i soldi che ci sono stati per il Covid e per la pandemia, noi stiamo andando forse addirittura peggio rispetto a 2 anni fa, l'istruzione va peggio e non riusciamo a mettere i soldi a terra per tutto qui. Quindi i soldi ci sono. Qualora non ci dovessero essere soldi a sufficienza, nel paese ci sono 2 leve su cui potremmo contare.
per garantire diritti. Una è Cassa Depositi e Prestiti, di cui parlano poco, magari molti non lo sanno che cos'è. È un luogo in cui c'è il risparmio degli italiani e che viene destinato per investimenti strategici. Guarda caso, molto spesso questi investimenti strategici sono quelli tra il privato dominante e la politica che collude col privato dominante. Perché non utilizzano queste risorse economiche per ridurre le disuguaglianze economiche e sociali nel nostro paese? E poi anche una cosa che ovviamente mai nessuno prende in considerazione, né di centrodestra né di centrosinistra, mai nessuno che governa, ma è possibile che se proprio c'è un bisogno impellente non si riesce a fare un'imposta di solidarietà, ma non nei confronti dei proprietari, se no diciamo ma voi siete contro i proprietari, no, nei confronti delle grandi rendite finanziarie e immobiliari. Cioè l'Italia è un paese che c'è gente che ha una quantità enorme di denaro, che se tu gli fai un'imposta di solidarietà è come il caffè che ci siamo presi al bar io e te poco fa, per loro questo è, e quello darebbe la possibilità di rimettere in piedi un paese. Poi ve lo dico per esperienza, anche perché ho fatto il magistrato per tanti anni in terre difficili, Calabria, Napoli, ho fatto il sindaco di Napoli, un paese in cui non si garantisce la coesione sociale, la lotta alle disuguaglianze e un equilibrio tra le classi sociali, è un paese che è destinato innanzitutto a non crescere, ma a scoppiare, a scoppiare. Cioè noi non possiamo consentire che l'indignazione, queste storie si debbano trasformare in rabbia. Noi dobbiamo fare in modo che le persone abbiano la dignità. Cioè se non hai una casa decente, se non hai un lavoro, ma un lavoro decente, non un lavoro sfruttato, ma non lo dice De Magistris, non lo dice manco Unione Popolare, lo dice la Costituzione. Sta Costituzione di cui ogni giorno ci riempiamo la bocca, ma sono morti i bambini e le donne, tutti quanti si riempiono la bocca, ma sono lacrime di coccodrillo. Perché dove stanno i custodi della Costituzione? Cioè dove stanno? Fatemi incontrare, li voglio conoscere, dove stanno? Dove stanno? Ecco, la dimostrazione di storie come la nostra, magari fatte, la mia storia può essere costellata di tante opinioni che non condividete, che tanta gente non condivide, ma è una storia di lotta sempre dalla parte della Costituzione. Allora noi saremo sempre in linea su questi temi che sono i diritti. Quindi io quello che vi posso dire, non come consiglio, perché non sono nessuno per dare consigli, ma come testimonianza, bisogna rimanere uniti. Cioè chi lotta per la casa deve creare queste forme di aggregazione e di comitati con la politica sana e pretendere l'interlocuzione con le istituzioni, perché le istituzioni non si possono sottrarre, altrimenti non sono istituzioni. In 10 anni e mezzo di amministrazione non c'è stato un manganello e non c'è stata mai un'occasione in cui non abbiamo ascoltato e cercato di comprendere, capire e dare il megafono a chi non aveva megafono. Il diritto alla casa è un diritto fondamentale, è come la salute, è come la vita, è come il lavoro e la casa. Anzi, forse la casa viene anche prima, come dire, del lavoro, se vogliamo, per certi aspetti, perché con delle forme di sussidio economico, ma se non hai la casa, la gente dove va a vivere? Li andiamo a raccogliere per strada e poi ti fanno anche le ordinanze, chiedo scusa e concludo, alcuni sindaci quando vedono i poveri per strada dicono che il problema sono i poveri e non è la povertà, cioè fanno addirittura le ordinanze che i poveri sono un pericolo per il decoro della città. Io per provocazione, quando feci il contrario, feci delle ordinanze per ripristinare il decoro, perché la bruttezza che è un tema contro il decoro, non le persone che sono un pericolo per il decoro. Qua è un paese che va alla rovescia, cioè il povero diventa anche una minaccia per il decoro della città, cioè il povero non si deve vedere, deve essere invisibile, la gente non deve sapere che c'è la mafia, la gente non deve sapere che rubano sul denaro pubblico, la gente non deve sapere che le persone stanno senza reddito, la gente non deve sapere che le persone muoiono sui cantieri dove non ci sono le regole, le chiamano morti bianche. Ma che è ste morti bianche? Sono omicidi. Se tu muori sul luogo di lavoro perché non sono ripristinate le condizioni di sicurezza, non è una morte bianca, sembra quasi una morte dolce. Quindi noi siamo per ribaltare la situazione. I diritti, le persone, l'essere, l'umanità al potere, la Costituzione antifascista, ma attuandola veramente, non con la retorica di quelli che creano queste condizioni. Le creano, poi magari con la gente stordita si fanno anche le campagne elettorali ingannando nuovamente le persone su questi diritti. Ecco, le nostre storie sono storie che non tradiscono, quindi oggi sono qua perché io quando ci sono battaglie in favore degli ultimi, dei fragili,
delle persone che hanno bisogno di cura, dove ci sono diritti negati, io ci sarò, perché, come dire, la mia vita è stata impegnata in questa direzione e ho pagato anche un prezzo per impegnarmi sempre nei confronti dei più deboli. Quindi un sostegno a questa lotta, e se ritenete, come dire, che può essere utile la mia testimonianza di sindaco e di magistrato su questioni giuridiche, è a titolo gratuito, ovviamente, completamente a disposizione. Grazie. Grazie Luigi, non so se